Allora, io sono Alessandro Lemesi, sono nato a Ponzano Veneto il 30 aprile del 45, ho vissuto per 24 anni a Treviso, dove risiedevano i miei, e da 24 anni, quindi il momento in cui mi sono sposato, sono venuto a abitare a Merlengo. Io sono pensionato, prima quando lavoravo ero un dirigente delle poste al movimento. L'arte per me è sempre stato un caposaldo, da sempre. Purtroppo col discorso del lavoro e col discorso l'impegno della famiglia, il mio lavorare come pittore è sempre stato poco. Una volta facevo paesaggi figurativi, però non è che piacessero, non mi piacevano, insomma, ecco. Perché il paesaggio è bello vederlo, metterlo in testa, incamerarlo nel cervello e viverlo così. Ho smesso di dipingere per 20 anni e nel 1999, alle 2 di notte, guardando la Coppa America, ho visto le vele delle barche che gareggiavano, c'era la luna rossa e a un certo momento lo speaker è venuto fuori con questa frase: se l'uomo non diventa una vela e capta l'energia del vento, perde la gara. E così è stato. Subito mi è saltato in mente una frase che dicevano i vecchi: un sacco vuoto non sta in piedi. Così è l'uomo, se non ha energia presa dalla famiglia, dal contesto in cui abita, dagli amici, è come un sacco vuoto o una vela che senza il vento va in bonaccia e non attraina la barca. Allora mi è venuto in mente di fare l'uomo vela, l'uomo che prende energia, come dicevo prima, da tutto un contesto dove abita, dove vive e chi frequenta. Ho sviluppato e sto sviluppando questo tema in vari modi, però a un certo momento nel 2002 mi è balenata l'idea di associare l'uomo al cosmo. Con un quadro ho fatto un omaggio a Galileo. Ho messo in una tela un ritaglio di un manifesto alla Terra. Io ho aggiunto un pendolo e ho fatto la figura dell'uomo vela. Da là è partito il mio interesse per il cosmo. Da là mi è partito un input e da là ho cominciato a studiare, a informarmi su quello che è il cosmo e tuttora porto avanti questo tema, un tema a me molto caro, è un tema molto interessante da non sottovalutare. Non so neanche se ti posso venire dentro, guarda così è qua. Col discorso della mostra qua che c'è un caos, qua che c'è i diplomi, qua che c'è un po' tutto. Ecco, qua c'è il mio habitat, qua nel caos, che adesso che c'è caos, qua mi godo di tutto e di più e mi piace lavorare qua. Qua per me è il mio regno. E guai a chi me lo tocca. Anche di me. Anche col freddo. Di quando faccio il cornise, mi
mi ispiro, lì per qua questa è la mia vita. E i cani, perché i cani per me è la roba più bella che possa essere. E ora quando che lavoro qua, no? Con sempre il can grande che si sempre fermo qua. E è la più bella roba che sia. Allora, questo è il camice che vado a lavare. E guarda, cosa che vuoi scassare, la fate capire, guarda. Questi sì mi attrezzi, anche qualche caramella, che qualche disabile mi dà, che qualche tosato mi dà. E questa è la mia vita, vedi. Qua lavoro, qua faccio, qua penso. Non ho segnato una sedia però potessi. No, quei sedie si in fondo come si in fondo, con uno sgabello e una sedia che si in fondo. Ho un cavalletto che uso pochissimo, perché ti dico qua che c'è caos e qua ho colori acrilici, qua dentro così tutti i colori a olio, questi sono libri di astronomia che mi interessa e un po' di libri. E dopo faccio anche una cosa, faccio l'astrologia, che è molto importante. Fare l'astrologo. Sì, faccio anche i diari natali, difatti mostra che è l'ultimo che ho fatto, che ho regalato a mia nevoda e che io non sa che sei. E mi lavoro con l'oro e con l'argento, con foglie oro, con foglie argento. È molto importante. Io dopo l'oro ho 22 carati e argento per fare i quadri. Per cui i quadri ha anche un pregio molto alto. Allora, il primo bianco, il primo verde. Grazie.